Serve per valorizzare il territorio. Chiaramente è un territorio con una vocazione turistica dove l'enogastronomia è l'attrattore principale di che poi si porta dietro tutte quelle che sono le altre bellezze del nostro territorio. Noi partendo da quella che è la punta d'eccellenza, che è oggi il vino, in particolare l'Asolo Prosecco e il Motello Rosso di OCG, sono degli ambasciatori, io dico, di questo territorio, che si portano poi dietro gli altri prodotti tipici, i formaggi, il miele, i funghi, le castagne, ma anche tutto quello che dal punto di vista culturale il nostro territorio offre. Ricordiamo solo che nel nostro territorio abbiamo una villa palladiana patrimonio UNESCO, abbiamo la casa nativa e il museo del Canova, quindi il più grande scultore neoclassico italiano che tutto il mondo ci invidia. Abbiamo il Palladio, come vi dicevo, abbiamo la città di Asolo, abbiamo delle eccellenze anche dal punto di vista archeologico a Montebelluna con i reperti romani, senza parlare poi anche di quello che è stato la Grande Guerra, soprattutto sul Montello, che è ricordata da più di un museo, sia un museo dedicato che la regione ha fatto lì a Montebelluna, ma anche c'è una collezione stupenda di quella che sono gli aerei della Grande Guerra. Questi messi in rete attraverso la strada del vino per la prima volta, i due territori per la prima volta cominciano anche a dialogare e la trade union è la strada attraverso il vino e attraverso i suoi prodotti tipici. L'appuntamento è 20, 21, 22 e 23 giugno, registratevi sul sito della Strada del Vino Asolo Montello e lì troverete tutto il programma. Iniziamo il 20 a Nervese, quindi vi aspettiamo tutti lì e chiuderemo poi domenica 23 giugno ad Asolo.